Questa sera è uno dei nostri incontro di solisti. Avremo 3 solisti eccezionali, ma non solo, ci sarà anche una bella sorpresa. Allora, la professoressa Alessandra Trentin all'arpa, il violinista Mattia Tonon e il soprano Loredana Zanchetta, che oltre al mottetto di Vivaldi che eseguirà con l'orchestra farà anche un'aria che faceva spesso la Toti Dal Monte, il Redentor in Famegia, accompagnata dalla professoressa Sabrina Comina al pianoforte. Ci fa piacere che ci sia veramente tantissimo pubblico che segue la piccola orchestra e tutte le attività dell'Associazione Musicale Toti Dal Monte. I ringraziamenti all'amministrazione comunale di Pieve di Soligo, al nostro sponsor fisso Home Cucine di Cison di Valmarino, a Soligo Musica, all'Università degli Adulti di Pieve di Soligo e alla rete Vite Illustri. Spero che innanzitutto piaccia il dipinto, però ne sono sicuro e noi cercheremo di suonare al meglio a seconda delle nostre possibilità. È un ritratto innanzitutto e rappresenta a figura intera la grande Toti Dal Monte, soprano appunto che ha vissuto qui a Pieve di Soligo per tanti anni. Vuole essere un omaggio alla grande cantante, l'ho realizzata ritraendola con un abito, una mise tipica degli anni 30, più o meno, ecco, inquadriamo l'età intorno appunto al 1935, quindi un abito lungo nero bordato di pelliccia bianca. Ho collocato il soggetto quasi fosse una quinta teatrale, quindi noi vedremo questi drappi, un tendaggio, e in basso sulla sinistra ci sarà la sua villa appunto. Ho ritratto la villa che aveva a Barbisano, in cui ha vissuto molta parte della sua esistenza. La tecnica è olio su tela, quindi è un dipinto realizzato secondo la mia tecnica a strati, quindi si parte naturalmente dal tracciare a grandi linee quello che è il disegno e poi man mano, strato su strato, si arriva al completamento del dipinto stesso. Ringrazio in primo luogo il maestro Giancarlo Nadai dell'Associazione Toti Dal Monte, di cui è presidente, che appunto ha organizzato questo bellissimo evento in occasione dei 50 anni della fondazione appunto dell'Associazione Toti Dal Monte, che tra l'altro quando è stata fondata vedeva la presenza proprio della stessa cantante, in quanto appunto ella morì nel 1975, di conseguenza proprio poté presiedere quella che fu la fondazione di questa bella associazione.